I droni arrivano alla Mostra del Cinema di Venezia e lo fanno da protagonisti con un cortometraggio Droni by Art girato grazie a questi strumenti assemblati e pilotati tramite smartphone dagli studenti dell'Ipsia Galilei di Castelfranco. Mini droni che hanno permesso ai ragazzi e ai loro insegnanti di entrare nei luoghi d'arte più importanti del nostro territorio in piccoli spazi altrimenti difficili da raggiungere e di prendere. Che di solito inaccessibili o poco frequentati dai giovani, nuovi nativi digitali, e con questo sistema siamo riusciti a coinvolgere loro e anche tutti i loro compagni che poi attraverso i social hanno condiviso queste loro esperienze. Nel video, che sarà proiettato il secondo giorno della mostra, il 3 settembre, nella prestigiosa cornice dell'Hotel Excelsior, si farà un viaggio all'interno dei musei più importanti della nostra regione e non solo, dalla mostra sull'avanguardia russa a Villa Manin di Passariano del Friuli alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, dal Museo Archeologico Nazionale di Venezia all'Orto Botanico di Padova, un progetto condiviso dagli istituti superiori della Castellana con un obiettivo comune. Avvicinare i nostri studenti quanto più possibile al mondo dell'arte e della cultura di cui il nostro territorio è così ricco, attraverso l'uso di strumenti innovativi, multimediali, che permetta a loro di fare delle esperienze concrete. Il video di circa 10 minuti è stato montato con lo scopo di comunicare un messaggio che poggia su 3 precisi filoni. Il primo riguarda più che altro come si arriva a comunicare. Il secondo invece è l'inverso, una volta comunicato dove vogliamo arrivare, e il terzo filone invece si tratta di vedere quali sono i contributi soggettivi, personali, che possono avere però un risvolto collettivo. Droni by Art dell'Ipsia Galilei rientra in un progetto più ampio, un Fab Lab reso possibile grazie ad un bando della Regione Veneto, e l'Istituto di Castelfranco è l'unica scuola ad aver visto approvato il proprio progetto. Di poter usufruire di tecnologie digitali innovative, quindi diciamo, questo progetto Droni by Art è una punta di diamante che però è all'interno di questo progetto molto più ampio.